Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Altri 2 arresti per la sparatoria di Piazza Montana a Catania. Ha diffuso un nuovo video dello scontro a fuoco. Beni archeologici e una pistola trovati nel giardino della villetta di Burrafato. L'ex medico è arrestato con l'accusa di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Bottiglia con liquido infiammabile, la richiesta di 5.000 euro. Il racket mafioso ancora in azione allo Zen di Palermo. L'Onda Pride per le strade di Palermo. Il corteo per l'orgoglio gay va in scena nonostante le polemiche. Prese d'assalto dai bagnanti 2 delle 3 spiagge libere della Playa di Catania che hanno aperto ieri, anche se mancano alcuni ritocchi. Calcio, De Giorgio vira verso l'Empoli, il Catania vaglia le alternative per l'allenatore, oggi vertice fra Pelligra e la dirigenza. Buongiorno e buona domenica. Salgono a 3 gli arresti per la sparatoria di Piazza Montana a Catania avvenuto l'11 giugno scorso a San Giovanni Galermo, che ha visto fronteggiarsi alcuni giovani, alcuni dei quali giunti in scooter. Dopo la visione dei filmati che ha portato all'arresto di un giovane, altri video, quelli che vi stiamo mostrando, hanno permesso di risalire agli altri protagonisti del conflitto a fuoco. Si tratta di 2 giovani che hanno partecipato attivamente alla sparatoria avvenuta nello spiazzo adiacente il chiosco bar. Uno, tra l'altro, viene addirittura colpito da un proiettile, l'altro si ripara proprio a ridosso del chiosco per poi sparare contro i rivali a bordo dei motocicli. Insomma, scene da vero e proprio Far West. Dagli scavi nel giardino della villetta dell'ex medico Francesco Burrafato, arrestato come favoreggiatore di Matteo Messina Denaro, saltano fuori beni archeologici e una pistola. Laura Spanò. Così come la famiglia Messina Denaro, anche l'ex chirurgo Francesco Burrafato, finito ai domiciliari su disposizione della Procura di Trapani, amava i reperti archeologici. Nella villetta di via Salita Sant'Anna, Erice, perquisita dal ROS nell'ambito delle indagini sulla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, sono stati rinvenuti occultati nel giardino 35 tra elementi e frammenti litici di varie forme e dimensioni, 14 frammenti di selce, un vasetto miniaturistico frammentato in 2 pezzi, 31 monete di varie epoche, zecche e metallo, 2 punte di lancio e un orecchino in oro e perle. Accanto a questi beni c'era anche una pistola 38 Special marca Taurus Brasil con matricola, brasa e 12 proiettili calibro 38. Burrafato è indagato oltre che per favoreggiamento procurato in osservanza della pena anche per detenzione di beni archeologici e arma. Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto Burrafato non ha risposto. Per arrivare alla cosiddetta zona grigia, magistrati e investigatori di Palermo sono partiti da coloro che hanno fornito l'identità, hanno dato al boss la possibilità di curarsi, sono passati dalle amanti, dalle compagne fino ai familiari. Con Burrafato l'attività investigativa ha alzato il livello di ricerca delle complicità che hanno protetto il boss. Il medico è stato anche il compare di nozze della figlia maggiore di Messina Denaro, Rosalia, e Filippo Buttadauro. Un matrimonio da favola, racconta chi vi partecipò. La cerimonia si tenne alla favorita di Marsala, più di 700 gli invitati che banchettarono bevendo fiumi di champagne e cristal. E non si fermano le intimidazioni allo Zen. Un'altra bottiglia di benzina è stata trovata davanti a 2 attività commerciali insieme al biglietto con la richiesta di 5.000 euro. Marco Gullà. Una bottiglietta di benzina con un foglietto attaccato e la scritta 5.000 euro. Gli uomini del racket continuano nella loro scia di intimidazioni a Palermo, questa volta a finire nel mirino degli esattori del pizzo, 2 parrucchierie dello Zen. Il barbiere dello Zen in via Ludovico Bianchini e poi Total No Limits Look, un altro parrucchiere per uomo in via Luigi Einaudi. Il titolare del barbiere dello Zen non vuole parlare, ma si limita a dire: ho già tanti problemi, oggi non voglio commentare nulla. Sull'episodio indaga la polizia che tramite il personale della scientifica ha effettuato i rilievi e ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere per individuare i messaggeri del racket. Ad accorgersi della presenza di quella bottiglia colma di liquido infiammabile sono stati gli stessi titolari delle attività questa mattina al momento della riapertura per una nuova giornata di lavoro. Impossibile non notare il contenitore con il messaggio identico a quello lasciato davanti agli altri esercizi commerciali della zona. L'ultimo nella lista risultava il Bar Sherry di via Ignazio
Lazio Mormino, a 2 passi dal velodromo. Prima ancora, restando allo Zen, era toccato al panificio Armanio Sbacheri e alla macelleria da Totuccio, i cui ingressi sono stati danneggiati a colpi di arma da fuoco. Arresti e indagini non fermano quindi la banda del Pizzo, che continua a seminare terrore e panico nel territorio a nord della città. Andiamo adesso ad Agrigento, dove nonostante la crisi idrica e la mancanza dell'acqua ci sono continue perdite idriche in vari punti della città e in un caso addirittura la perdita d'acqua, lo schizzo d'acqua arriva fino al primo piano di un'abitazione. Davide Sardo. Le segnalazioni si moltiplicano, ma gli interventi tardano ad arrivare. È la denuncia di molti cittadini agrigentini che puntano il dito contro AICA per i guasti alla rete idrica presenti in diverse zone della città e per le risposte che, a loro dire, non arrivano nonostante le richieste. Tra i casi più emblematici c'è quello di via Colursio. Qui i residenti denunciano una consistente fuoriuscita d'acqua dal 2022. È una situazione assolutamente insostenibile quella che noi residenti di via Marino de Colursio e delle varie vie limitrofe siamo costretti a vivere ogni giorno. Infatti le varie perdite idriche che noi da tempo segnaliamo hanno completamente distrutto la strada, creando delle criticità, non soltanto la viabilità, ma d'altra parte l'acqua stagnante crea dei problemi di carattere igienico-sanitario con il proliferarsi di insetti e di erbe infestanti. È una situazione assai critica che addirittura non ci permette più di raggiungere le nostre abitazioni. L'acqua per ben 24 ore al giorno continuamente si riversa sulla strada. Ma la situazione non riguarda soltanto le periferie. In via Manzoni, nel cuore della città, da una rottura sotto l'asfalto, l'acqua schizza con forza verso l'alto fino a raggiungere il primo piano delle abitazioni. Una scena assurda. Il tutto mentre molti cittadini lamentano di non ricevere acqua nelle proprie case e sono costretti a rifornirsi con taniche e bidoni alla fontana di Bonamorone. La situazione adesso è veramente pesante. È pesante perché c'è chi ha famiglia, io sono solo e mi manca l'acqua per esempio, ma chi ha famiglia con figli come fa? Bisogna che la regione al più presto deve fare qualcosa. Immagini che raccontano il paradosso dell'emergenza idrica agrigentina. Da una parte famiglie che attendono l'arrivo dell'acqua, dall'altro lo spreco lungo le strade. E continua la caccia della polizia alle stalle abusive, che sono numerosissime a Catania e provincia, e anche in questo caso sono stati salvati dal destino delle gare clandestine decine di cavalli. Cavalli probabilmente destinati alle corse clandestine e alla macellazione. 13 equidi sono stati sequestrati, altri 10 sono stati trasferiti e sottoposti a vincolo sanitario dalla polizia a Catania nell'operazione denominata Zoccolo Duro, che ha portato gli agenti, come si vede da queste immagini, a perquisire 19 stalle abusive in vari quartieri della città tra Librino, San Giovanni Galermo, Picanello e San Cristoforo. 7 persone sono state denunciate per maltrattamento di animali, contestate sanzioni per 50.000 euro. I controlli effettuati hanno permesso di constatare condizioni critiche per gli stalloni e i poni e di identificare 57 persone, di cui oltre 30 pregiudicate per reati di diverso tipo, tra cui l'associazione di stampo mafioso. I medici veterinari hanno accertato che tutti gli equidi controllati erano detenuti in luoghi incompatibili con la loro natura, locali privi di areazione e spazi angusti, e che alcuni di essi erano anche malnutriti. Alcune delle stalle erano già state controllate negli ultimi mesi dalla polizia, ma nonostante fosse stato intimato ai proprietari di trasferire i cavalli in luoghi idonei e presso aziende autorizzate, nessuno di loro aveva ottemperato. I poliziotti hanno anche sequestrato farmaci dopanti e denunciato una donna per furto di energia elettrica. Presto gli equidi saranno affidati all'associazione Save a Horse, che si è offerta di prendersene cura a titolo gratuito. E ieri il centro di Palermo è stato invaso dalla folla colorata del Pride, che è andato in scena il corteo dei diritti nonostante le polemiche. Maglio Viola. È partito dai 4 canti nella zona pedonale il Palermo Pride 2026, la colorata manifestazione che è ormai una sfilata dei diritti. Dopo una rapida concentrazione, i partecipanti hanno sfilato appunto per le vie della città a piedi e con i carri diretti ai cantieri culturali alla Zisa, dove insalata la manifestazione continua con gli interventi dal palco e la festa di musica, balli e incontri che ormai da qualche anno caratterizza la parte finale della manifestazione. In piazza c'erano anche i rappresentanti del comune di Palermo, il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore Fabrizio Ferrandelli. Come ogni anno il comune concede il Pride, poco fa eravamo qua col sindaco, c'ero io nel 2010, c'era Roberto Lagalla da rettore concedendo per la prima volta il patrocinio di un'università.
Il patrocinio del comune non è mancato nonostante le polemiche che anche questa volta hanno accompagnato e continuano ad accompagnare la manifestazione. Nel mirino degli organizzatori la proposta di legge contro la maternità surrogata che parte proprio da Palermo, ma lo scontro è politico ed è chiaramente fra Fratelli d'Italia e tutta l'area del Pride. Una manifestazione in forma di festa, è la manifestazione più politica che c'è in Italia in questo momento, perché le persone LGBTQI+ sono le persone che sono più sotto attacco, perché rompiamo gli schemi del Dio, patria e famiglia. Ma politica e polemiche a parte, il Pride è soprattutto ormai una festa delle libertà personali. La libertà di essere persone, di vestire, di divertirsi liberamente con tutte e tutti. Come accaduto lo scorso anno, inevitabilmente la giornata di oggi lascerà dietro di sé altri strascichi polemici, come quelli che hanno accompagnato l'avvicinamento alla manifestazione. E ieri tra la sabbia e gli scogli del litorale di Licata è emerso, pensate, addirittura un ordigno bellico. A fare la scoperta sono stati i bagnanti che volevano trascorrere una mattinata di sole nel tratto di litorale compreso tra Foce Gallina e Pisciotto. Si tratterebbe di un proiettile d'artiglieria di fabbricazione americana risalente alla Seconda Guerra Mondiale con parti delle etichette originali ancora leggibili. La polizia ha messo in sicurezza l'area e ha vietato l'accesso fino all'arrivo degli artificieri. Nessuna bomba, nessuna brutta sorpresa per i bagnanti che ieri hanno preso d'assalto le spiagge libere numero 1 e 3 della Playa di Catania, dove i servizi sono già attivi anche se manca ancora qualche ritocco. Buongiorno. Diciamo lei è pronto? Sì, molto pronto, sono nato pronto. Per questa giornata al mare? Per questa mezza giornata al mare. Pronte ma non prontissime, le spiagge libere numero 1 e 3 della Playa di Catania hanno aperto oggi i cancelli ai bagnanti, inaugurando ufficialmente la stagione estiva. Una riapertura attesa da migliaia di catanesi, già pronti di prima mattina per piazzare il loro ombrellone e assicurarsi un posto vista mare. Siamo arrivati appena adesso, sto cercando dove posizionarci. C'è il pienone stamattina, Infatti, l'ho visto, lo sto caldo che sta facendo questo periodo. Entusiasti catanesi, passerella ben servita, arenile pulito, docce operative, tuttavia ancora da completare molti servizi annunciati. Il bar è ancora chiuso, manca ancora la copertura ombreggiante per gli amici a quattro zampe, operai al lavoro per completare le strutture in legno. Grande assente il servizio di salvataggio. Una situazione che non ha comunque scoraggiato gli amanti della spiaggia catanese. Troppo bella la spiaggia libera. Ma è la prima volta che venite? No, noi ci veniamo sempre, tutti i giorni praticamente. Soprattutto ora che arriva dall'estate, finalmente ce la possiamo godere. Devo dire che tutto sommato è stata ideata nel migliore dei modi per il momento. Ma ancora non è organizzata bene, però man mano ne stanno facendo dei lavori, poi vediamo se cosa viene fuori. E mentre i lavori proseguono, per molti catanesi la stagione del mare può finalmente cominciare. A 2 settimane dalle nozze della pop star Dua Lipa, che hanno attirato tutta l'attenzione internazionale e che ha scelto proprio la Sicilia per festeggiare l'evento, sono arrivate le foto ufficiali pubblicate dalla stessa Dua Lipa. Sullo sfondo, lo vedete, Villa Val Guarnera, la dimora settecentesca di Bagheria che ha ospitato i 200 invitati. Negli scatti condivisi con milioni di follower, la cantante è apparsa in abito da sposa firmato Chanel, tempestato di perline e piume e con un velo in tulle lungo 6 metri insieme al marito Callum Turner. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo subito dopo per parlare del virus West Nile, come sapete trasportato dalle zanzare, ma anche dei sistemi per prevenire l'infezione. E con l'estate arrivano le zanzare che non sono solo un fastidio stagionale ma possono veicolare il virus West Nile presente in Sicilia dal 2024. L'importante è osservare le linee guida emanate dalle ASP per ridurre il rischio di contagio. Veronica Barbarino. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo, il 20% sviluppa disturbi lievi simili all'influenza e solo l'1% può avere complicazioni gravi. È la West Nile o febbre del Nilo. È
è una malattia provocata dall'omonimo virus che circola negli uccelli e viene trasmessa all'uomo e agli animali tramite la puntura di zanzare infette. L'uomo contagiato non contagia un altro uomo attraverso una puntura di zanzara, in quanto i livelli di virus nel sangue non consentono il passaggio del virus alla zanzara e all'altro uomo. Nulla di allarmante, ma conoscere e prevenire è importante. La circolazione del virus in Sicilia è monitorata dalle autorità sanitarie che negli ultimi anni hanno confermato casi isolati e focolai sporadici. Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e l'ambito medico durante tutto l'anno implementano una sorveglianza sui casi di umani e sui casi di equidi che manifestano sintomatologia e periodicamente 2 volte a settimana in siti ben definiti la cattura di zanzare sulle quali viene effettuato l'esame per l'individuazione diretta del virus. La prevenzione resta lo strumento più efficace. Fondamentale è eliminare i ristagni d'acqua, anche di pochi millimetri, che rappresentano l'habitat ideale per la proliferazione delle zanzare. Dove invece non può essere eliminata l'acqua, occorre isolarla ermeticamente. Gli esperti raccomandano inoltre di limitare l'uso indiscriminato di prodotti disinfestanti che uccidono insetti utili come api, farfalle e coccinelle, privilegiando invece le zanzariere. Parliamo adesso della festa di Sant'Agata d'estate. Il Papa ha nominato il cardinale Pietro Parolin per il 9° centenario della traslazione delle reliquie della patrona di Catania, in programma dal 16 al 18 agosto prossimo. Parolin presiederà i momenti centrali delle celebrazioni, dall'omaggio alla lapide dei soldati Gisliberto e Goselmo che riportarono a Catania le reliquie, alla veglia di preghiera che rievoca lo sbarco avvenuto appunto 9 secoli fa. Lunedì 17 agosto, al termine del pellegrinaggio all'alba da Piazza del Rotolo a Piazza Duomo, il legato pontificio procederà alla solenne incoronazione di Sant'Agata dopo la ricollocazione del sacro cranio nel busto restaurato. Alle 20 in Piazza Duomo, sempre del 17 agosto, verrà celebrato il pontificale. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa, torniamo subito dopo con la pagina sportiva. A Callo Notizia che è saltato anche l'accordo per De Giorgio sulla panchina del Catania. Oggi nuovo vertice della dirigenza per trovare delle alternative. A tra poco. E siamo allo sport, sembrava quasi ormai fatta, invece De Giorgio vira verso l'Empoli, l'altra squadra che lo aveva contattato e che milita in Serie B. Adesso il Catania deve vagliare le alternative, oggi vertice fra Pelligra e la dirigenza per trovare la soluzione. Angelo Gagliano. Salta anche Pietro De Giorgio, la telenovela sul nuovo allenatore del Catania prosegue. Il tecnico calabrese ha scelto l'Empoli. Dopo Caserta, anche l'ex allenatore del Potenza ha preferito una meta diversa. A questo punto in casa Catania è tutto da rifare o quasi. Per questo motivo nella giornata di domenica la dirigenza rossazzurra si ritroverà con il presidente Pelligra per trovare la soluzione alla questione della guida tecnica che rischia di rallentare ulteriormente la programmazione della nuova stagione che non sembra partire con il piede giusto. Almeno 3 i nomi in agenda: Longo ex Crotone, Gorgone ultima stagione al Pescara ed Emanuele Troise che ha allenato il Lumezzane nel girone A. In queste ore il direttore sportivo Fortunato Varrà sta tessendo le fila per iniziare una trattativa che possa al più presto risolvere la questione e nelle prossime ore, come detto, relazionerà al presidente. Dunque al momento il Catania resta senza un progetto tecnico, sarà proprio il nuovo allenatore, di concerto con il direttore sportivo, a fissare le linee guida, ma è decisamente troppo presto per sbilanciarsi sugli uomini e sul modulo. E il Palermo accelera sul mercato e sui possibili primi acquisti, strada in discesa per Romano ed Hernani. Sul fronte stadio si lavora per la candidatura del Barbera a Euro 2032. Marco Gullà. Accelerata sul mercato per provare ad avere già i primi nuovi innesti ad inizio ritiro. Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, mette la freccia per arrivare al talento della Roma Alessandro Romano e poi ad Hernani del Monza. I contatti con la Roma per Romano, promettente centrocampista classe 2006, si sarebbero fatti particolarmente intensi nelle ultime ore, un affare che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni. Sul versante dell'esperienza avrebbe preso quota la candidatura del brasiliano Hernani. Il Monza
difesa non lo ritiene incedibile, così come Azzi in uscita sempre dal club brianzolo. Sul fronte offensivo l'obiettivo primario rimane l'acquisto di un esterno d'attacco mancino che ami agire sulla corsia destra. Zito Luvumbo del Cagliari resta la primissima scelta, mentre Compagnone del Venezia, Marras del Mantova e il giovane Rao del Napoli rimangono sullo sfondo. Resta inoltre monitorata la pista Rui Modesto, legata a un eventuale passo indietro dell'Udinese rispetto ai 3 milioni di euro richiesti in inverno. Sul fronte Stadio Barbera e la candidatura per Euro 2032, nelle ultime 48 ore una delegazione UEFA è stata in città. La strada verso la candidatura non è del tutto in discesa, ma dalle prime indiscrezioni sembra che i problemi, piccoli e grandi, che si vanno via via presentando non rappresentano un ostacolo insormontabile. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.